Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. L'ultimo saluto a Totò Schillaci, prima la processione della bara dal CEP, quartiere d'origine dell'eroe d'Italia 90, poi i funerali in cattedrale, ovazione di tifosi all'ingresso in chiesa, il parroco 6 in squadra in paradiso. Beppe Bergomi è stato il nostro eroe, lutto cittadino a Messina. Open Arms, le parti civili chiedono oltre 1 milione di euro di risarcimento a Salvini. Dopo la richiesta di condanna a 6 anni fatta dalla Procura, è il momento dei rappresentanti delle ONG che si sono costituiti in giudizio. In aula uno dei migranti bloccati. Torna pesante la crisi idrica, per guasti e perdite sospesa la distribuzione in diversi comuni dell'Ennese e nel Nisseno. Messina in guerra per la bolletta con giardini Naxos, acqua razionata a Palermo dal 7 ottobre. Detenuti trattati come animali. Ilaria Cucchi visita il carcere Ucciardone di Palermo e scopre una delle realtà che la sconvolta di più in Italia. Per Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, va chiusa la 9ª sezione. Colpito a pugni in faccia da un gruppo di giovani, parla un autista del 118 che martedì scorso è stato aggredito ad Avola. La società che gestisce le emergenze chiede bodycam per tutti i dipendenti. Catania, il cimitero cade a pezzi, le lastre di marmo si staccano dalle pareti. La sconcertante testimonianza di una donna che ha segnalato al TG Sicilia l'allagamento della tomba di famiglia e ha rischiato di essere colpita da un masso staccatosi da una cappella. Sofia Loren festeggia i 90 anni. L'attrice, simbolo del cinema italiano nel mondo, nata a Roma e cresciuta a Pozzuoli, ha nobili origini siciliane e discendente del barone Scicolone di Licata. Calcio, Catania di scena domenica a Giuliano con 500 tifosi al seguito. Toscano dosa le forze in vista delle 3 partite in 8 giorni. Bentrovati. Addio a Totò Schillaci, dal rione CEP alla cattedrale, l'ultimo saluto a Schillaci, eroe di Italia 90. Ora sei nella squadra più bella, il paradiso, dice Monsignor Sarullo nel corso dell'omelia. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Te ne sei andato da re, lo ripete più volte il fratello di Totò Schillaci nel giorno dell'ultimo saluto. Oltre 2000 persone presenti ai funerali dell'eroe d'Italia 90. Il feretro di Schillaci, prima di giungere in cattedrale, ha attraversato le strade del suo quartiere, il CEP. Quando la bara arriva in cattedrale si alza il coro dei tifosi della curva nord del Palermo. Da brividi. Piange il papà Domenico che ringrazia tutti. I figli del bomber di Italia 90 trattengono a stento le lacrime. Non ce l'ha fatta Totò, ma il suo ultimo gol lo ha segnato questa mattina. L'affetto della gente infatti fa capire davvero quanto Schillaci fosse importante per Palermo. Nelle prime file in cattedrale c'è il presidente della FIGC Gabriele Gravina, l'ex presidente Antonio Matarrese, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente del Palermo Calcio Dario Mirri. Come ex compagni di nazionale c'è anche Beppe Bergomi. Nel mondiale del 90 è stato lui l'eroe di tutti noi, davvero. È la persona che mi piace sottolineare, io lo chiamo un animo buono, era veramente una bella persona, un esempio. Poi le parole belle ed emozionanti di Don Sarullo che ha ufficiato la cerimonia. La porta della bontà del padre, che davvero arbitro giusto e inappellabile, ti ha convocato per la partita del cuore, per la partita che non avrà mai fine, che ti ha fatto entrare nella squadra più bella del mondo, che si chiama Paradiso. A fine celebrazione, il nuovo abbraccio della gente. E a Messina è stato indetto il lutto cittadino, oggi bandiere a mezz'asta al comune in cui Schillaci fu protagonista indimenticabile. Francesco Triolo. Una città in silenzio, Messina. Il comune ha disposto il lutto cittadino per la morte di Totò Schillaci, che in maglia giallorossa è cresciuto ed esploso. Bandiera a mezz'asta sia al comune che alla città metropolitana, e alle 11:30 l'invito ai commercianti ad abbassare le saracinesche. In piazza, per strada, è uno degli argomenti più discussi, che siano messinesi o turisti, ognuno ha un ricordo di Schillaci. Ricordo il primo gol in una partita contro il Banco Roma al Celeste,
Io ero in curva, nella curva nord e segnò sotto quella curva. Qual è il ricordo che la lega a lui? I mondiali è entrato lui e spaccava, è inutile che... Si è conclusa l'udienza del processo Open Arms, dedicata oggi alla discussione delle parti civili che chiedono a Salvini un risarcimento da oltre 1 milione di euro. Si riprenderà il 18 ottobre con l'arringa della difesa di Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Simona Mazzone. Oltre 1 milione di euro come risarcimento danni per i propri assistiti, sia singoli naufraghi che associazioni e organizzazioni non governative, è stata la richiesta degli avvocati di parte civile nei confronti di Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nel processo Open Arms, cominciato circa 3 anni fa e per il quale il PM ha sollecitato 6 anni di carcere. Per la prima volta dall'inizio del processo per l'allora ministro degli Interni, oggi titolare dei trasporti, nel giorno dedicato alla discussione delle parti civili, nell'aula bunker del Pagliarelli a Palermo si è presentato anche Musa, uno dei 147 migranti che si trovavano a bordo dell'imbarcazione della ONG spagnola che nel 2019 fu bloccata in mare per 19 giorni. Noi confidiamo naturalmente sulla pronuncia del Tribunale, riteniamo che ci siano tutte le condizioni per affermare la responsabilità penale dell'allora Ministro dell'Interno. Mentre l'avvocato Giulia Bongiorno, legale di Salvini, ha ribadito ancora oggi che Open Arms è stata costantemente assistita e aiutata, Salerni parla di vicenda drammatica e disumana. Le vicende terribili, drammatiche di chi è stato ostaggio sulla nave per tanti giorni, in condizioni disumane, in condizioni veramente terribili dal punto di vista sanitario, igienico, della salute mentale. Nessun legale presente per conto del Comune di Palermo, che si era costituito parte civile all'epoca dell'amministrazione guidata da Leoluca Orlando. L'udienza riprenderà il 18 ottobre sempre nell'aula bunker del carcere Pagliarelli con l'arringa della difesa di Salvini. Ho fatto il ministro, ho fatto il mio dovere e quindi conto che verrò assolto, perché difendere i confini del mio paese non era un reato ma era un dovere, un mio preciso dovere, lo ha detto il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha aggiunto: la legge e la mia coscienza di padre e di famiglia mi hanno imposto da ministro di salvare vite in mare e su terra, ma nessuna legge può imporre di spalancare i confini del mio paese a migranti clandestini che arrivano su navi straniere. Questo è stato il commento. Andiamo a Messina, dove si apre un nuovo fronte per la cosiddetta guerra dell'acqua. Amam pronta a staccare la fornitura a Giardini Naxos. Situazione difficile nell'Ennese e nel Nisseno per un guasto all'Ancipa. Francesco Triolo. La guerra dell'acqua miete nuove vittime, perché se da un lato il sindaco di Messina prova a chiudere quella con Taormina, dall'altro si apre il fronte con Giardini Naxos. Abbiamo inviato i nostri dati a Sicilia Acque, che sta verificando i quantitativi d'acqua ceduti e restituiti, dopodiché presenteremo regolare fattura al comune di Taormina, ha detto Basile, per il quale però resta aperto il nodo di Giardini Naxos, che ogni estate dagli anni 90 riceve 5-8 litri al secondo da Messina, ma non ha mai pagato, accumulando un debito di 600.000 euro. Noi abbiamo già fatto un decreto ingiuntivo che è stato notificato a Giardini per un importo abbastanza notevole, e nei prossimi giorni, così come anche annunciato il sindaco, staccheremo questi litri che sono stati erogati al comune di Giardini. Se a Messina la situazione sembra migliorare con la sospensione dell'ordinanza di razionamento e con la chiusura del centro operativo d'emergenza comunale, a Palermo non è così. Nel capoluogo dal 7 ottobre l'acqua sarà razionata ed una situazione critica si registra anche in 4 comuni della provincia di Enna. L'aggravarsi di una perdita dell'Ancipa, la cui riparazione era prevista per il 23 settembre, ha fatto accrescere i disagi, costringendo all'interruzione dell'acquedotto dalle 6 di stamani, con la conseguente sospensione dell'erogazione idrica nei comuni di Agira, Calascibetta, Enna e Gagliano Castelferrato per consentire l'intervento di riparazione. Stessa situazione nei comuni di Caltanissetta, dove è stata garantita solamente ad ospedale e carcere, San Cataldo, Santa Caterina e Serra di Falco. Carceri, i detenuti del Lucciardone sono trattati come animali. La senatrice Ilaria Cucchi, in visita al carcere di Palermo, trova una delle situazioni peggiori del nostro paese. Insieme a lei anche il garante dei detenuti di Palermo, Pino Apprendi, che lancia l'appello affinché si chiuda la 9ª sezione del Lucciardone. Simona Mazzone.
Parla di condizioni inumane Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, dopo la visita insieme alla senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi nel carcere Uccerdone. Il garante da quel sopralluogo è uscito provato. La nona sezione va chiusa, letteralmente chiusa. Ci sono persone che vivono in posti dove sono le urine, c'è il massimo del degrado. Oggi con la senatrice Ilaria Cucchi abbiamo assistito a delle cose allucinanti, non si può più tollerare. In questo reparto si trovano malati con gravissimi problemi psichiatrici, persone che hanno avuto brutte crisi e che hanno creato momenti di tensione. Qui manca manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, denuncia Apprendi. È l'unica sezione, la nona, che non ha avuto mai manutenzione e c'è un progetto già del 2021 che prevede la ristrutturazione. Oggi non è più ammissibile, nessuno può far finta di non sapere. La verità è che quella sezione va chiusa per salvaguardare i detenuti, ma per salvaguardare anche il personale che vi presta servizio. Il garante chiede al Ministro della Giustizia di intervenire e dare seguito al progetto già finanziato. Da gennaio a oggi oltre 1000 casi di autolesionismo che si aggiungono ai quotidiani scioperi della fame. Non si fermano le aggressioni al personale sanitario. Ecco la drammatica testimonianza di un autista del 118 picchiato martedì scorso durante un intervento ad Avola nel Siracusano. Il presidente della SEUS, la società che gestisce le emergenze in Sicilia, invoca le body cam per tutto il personale. Sentiamo Francesco Loi. Lavorando in questo campo sta diventando molto rischioso. Lorenzo, nome di fantasia, è un autista soccorritore del 118. Preferisce restare nell'anonimato. La paura è tanta, ma tanta è anche la voglia di denunciare. Martedì sera è stato aggredito durante il turno di lavoro. Tutto è successo nella periferia di Avola. Sceso dall'ambulanza è stato accolto, si fa per dire, da un gruppo di ragazzi. Abbiamo trovato i familiari della persona che dovevamo soccorrere molto agitati. Mi hanno aggredito in un modo violento, come può guardare, ho la faccia tutta nera, cioè è una spalla con un danno consistente. Ferite che equivalgono ad una prognosi di 15 giorni. Lei tornerà al lavoro con più paura rispetto a prima? Guardi, purtroppo questi sono traumi, un po' di tensione in più ci potrebbe essere. Da nord a sud i casi di violenza sono all'ordine del giorno e sempre martedì sera un'altra aggressione, questa volta nel Palermitano. Ci hanno riferito che le aggressioni ormai sono talmente tante che non fanno nessuna denuncia. Come ci conferma il presidente della SEUS, Castro, a breve arriveranno le body cam. Che rappresenta un importante deterrente contro le aggressioni. L'invito chiaramente a una maggiore civiltà, soprattutto nei confronti di chi compie il proprio servizio per la collettività. Il cimitero di Catania cade a pezzi con lastre di marmo che si staccano dalle pareti e dalle cappelle. Miracolata una signora che si è rivolta al nostro telegiornale per segnalare l'allagamento della tomba di famiglia. È andato Tonino De Mana. Si era recata in visita nella tomba di famiglia, non ha avuto il tempo di constatare che era del tutto allagata quando all'improvviso un enorme masso e diversi calcinacci si sono staccati da una cappella finendo per terra e su alcune lapidi. Anna è ancora sotto shock, si sente miracolata ma è soprattutto arrabbiata per lo stato d'abbandono in cui versa il cimitero di Catania. Veramente è uno schifo che ormai stiamo privi più di venire dai nostri cari che troviamo schifo e il pericolo pure di morte noi. Una perdita d'acqua su cui il comune sta intervenendo ha allagato la tomba. Ho trovato mia mamma e i miei familiari tutti pieni di acqua. È venuto un signore che io non sentivo, mi ha detto: signora, neanche possono tamponare perché non gli danno i soldi, anzi volevano che io compravo un celofan e direttamente una tavola per coprire mia madre. Io che loro ora mi devono pagare tutti i danni che ci sono là dentro da mia madre. L'ala del cimitero che vedete versa in condizioni di estremo degrado, con lastre di marmo che si staccano dalla parete, la vegetazione che ricopre l'oculi e gli alberi che rappresentano un serio pericolo per l'incolumità. Tra i vialetti incontriamo un turista inglese, Tim, attratto dalla bellezza artistica ed affranto per il degrado. In Inghilterra io posso dire che anche il re non ce l'ha un cappello abbastanza grande così. Che differenza c'è tra il cimitero di Sheffield e il cimitero di Catania? In Sheffield sono più puliti
È vero, ma sono molto più facili perché si deve solamente tagliare l'erba e non si deve occupare di una casa. Sono tutte come le chiese, non sono come le tombe in Inghilterra. E i pericoli sono anche nelle immediate vicinanze del cimitero, con grossi rami che rischiano di finire sui passanti ed un attraversamento pedonale in piena curva che mette a repentaglio l'incolumità della gente. 2 gli anziani investiti in meno di un mese. È la vigilia del G7, un centro storico più green, quello che ospiterà il G7 appunto, ma già domani a Ortigia partirà l'Expo. Siamo stati in giro per piazze e vicoli e questo è quello che abbiamo trovato. Francesco Loi. Una foto con l'ulivo qui in largo 25 luglio, quando le ricapita? Guardi, siamo venuti proprio apposta da Venezia per questa manifestazione, siamo molto felici. Ortigia come non l'avete mai vista, con vigneti e oliveti. Da Piazza Minerva arriva della posta e non solo. Questo è il nuovo look. È tutto pronto per il G7 e per l'Expo, che partirà tra meno di 24 ore. Speriamo che possa fare qualcosa questo G7. Da commerciante tutto ciò vi sta creando problemi o no? No, assolutamente, anzi è molto più popolata Ortigia. Per una settimana Siracusa sarà al centro del mondo, una grande vetrina per agricoltura e pesca italiane, ma anche per la città. Si respira un'aria un'aria diversa, ecco, vedere trasformare la propria città, il proprio centro storico. Piazze e strade chiuse al traffico, limitazioni nella ZTL, meno parcheggi. Non tutti i residenti sono felici di questo grande evento che ha stravolto la mobilità. Abbiamo potenziato fortemente la disponibilità di parcheggi, abbiamo potenziato i mezzi pubblici ovviamente. È un'Ortigia diversa, quella che stanno ammirando anche i turisti. Sapevate di questo evento? No. Assolutamente no, siamo capitati per caso e purtroppo andiamo via prima che inizia l'evento. Dal 26 al 28 il G7 al Castello Magnace. Sarà questa la zona rossa, con le massime misure di sicurezza. Chiusi gli spazi aereo e acqueo e centro storico blindato. Domani pomeriggio intanto la grande inaugurazione al Ponte Umbertino. Sarà presente anche il Presidente del Consiglio Meloni. Simbolo dell'Italia nel mondo e con sangue siciliano. Sofia Loren oggi festeggia 90 anni e noi ripercorriamo la sua incredibile carriera e le origini nobili siciliane. È discendente del barone Scicolone di Licata. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Un mito senza tempo, icona della bellezza mediterranea nel mondo, Sofia Loren, l'attrice più famosa e amata dagli italiani, compie 90 anni. Nata a Roma il 20 settembre 1934, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, questo è il nome all'anagrafe, napoletana di adozione, ha però origini siciliane. Il padre Riccardo era figlio del barone Scicolone Murillo di Licata, comune di Agrigento. L'uomo riconobbe la paternità della bambina, ma rifiutò sempre di sposare la madre Romilda, che a causa delle ristrettezze economiche si trasferì con la figlia da Roma a Pozzuoli. Ma cosa vuoi capire alla tua età? Queste cose qui le possiamo capire noi? Furono i concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia del 1950, dove venne eletta Miss Eleganza, un titolo creato apposta per lei, a lanciarla. Occhi da gatta, labbra carnose, fisico prorompente. La Loren venne subito notata dal produttore Carlo Ponti, diventato poi suo marito, che la lanciò come star del cinema italiano e a Hollywood. Nella sua carriera ha fatto incetta dei più prestigiosi premi, tra cui 5 Golden Globe e 2 Oscar, nel 1962 per La Ciociara e nel 1991 alla Carriera. Ha ottenuto anche una stella nella Walk of Fame. Indimenticabile nel 1999 quando, con la passionalità verace della donna del Sud, annunciava l'Oscar a Roberto Benigni per La vita è bella. The Oscar goes to Nel 2021 il vicepresidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, ha proposto al sindaco di Agrigento di offrire a Sofia Loren la cittadinanza onoraria proprio per le sue origini siciliane. Napoletana o siciliana, la Loren è un simbolo dell'italianità nel mondo. E allora, buon compleanno Sofia.
Andiamo alle agenzie perché un gruppo di giovani allo Zen 2 di Palermo ha cercato i lavoratori della RAP e li ha minacciati. Secondo i residenti dovevano portare via delle lastre di Eternit dal marciapiede, rifiuti che gli operai dell'azienda municipalizzata di Palermo invece non possono portare via. Nonostante le spiegazioni, gli aggressori si sono rivolti agli operai minacciandoli e bloccando di fatto la raccolta. L'aggressione è stata denunciata ai carabinieri. Con questa notizia noi ci fermiamo per una pausa, ma torniamo tra poco con lo sport e il calcio. Ritorniamo in studio con il calcio, tour de force per il Catania che domenica sarà impegnato a Giugliano e il mercoledì successivo in casa contro la Rivelazione Cerignola. Mister Toscano dovrà dosare le forze e chiederà gli straordinari a Sturaro. Tonino De Mana. Oltre 17.000 in casa contro il Picerno, in 500 a Giugliano. Il 12° uomo del Catania è sicuramente il pubblico, che non fa mancare mai affetto e sostegno. E sarà così anche contro i campani a quota 5 in classifica, ma pur sempre insidiosi da affrontare con il 4-3-3 dell'ex udinese Bertotto, che ha già saputo imbrigliare Avellino e Cavese. Per i rossazzurri, seppur accompagnati da un tifo numeroso e caloroso pronto a sobbarcarsi oltre 600 km di viaggio, si preannuncia una sfida delicata che precede il turno infrasettimanale contro il Cerignola, finora autentica sorpresa del girone C. Mister Toscano è chiamato a gestire le forze e a chiedere gli straordinari a Sturaro, che al momento ha disputato 4 gare su 4, addirittura nelle ultime 2, coprendo gli interi 90 minuti. È prezioso l'ex Genoa e Juve e difficilmente l'ex tecnico del Cesena si priverà di lui. In attacco si va verso la conferma di Inglese, ma potrebbero avere spazio, magari a partita in corso, D'Andrea e Montalto, che devono mettere minuti nelle gambe. Scalpitano anche Stoppa e Gimenez. Intanto la Lega Pro ha ufficializzato date ed orari delle partite tra l'8ª d'andata e la seconda di ritorno. Il derby tra Catania e Messina, valido per la 13ª giornata, è previsto al Massimino domenica 3 novembre con inizio alle 19:30, mentre il 15 novembre, sempre al Massimino ma alle 20:30, è in programma la sfida tra i rossazzurri ed il Trapani. Bene, questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.